Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione quotidiana di Focus TG. Lunedì 18 luglio sono le 12 in punto, noi siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30 per parlare di cronaca, attualità e poi tanti approfondimenti. Ci sono temi caldi come quello della crisi di governo, come quello della siccità e della sanità. Tante immagini spettacolari, dovremo rivivere anche le emozioni del Redentore a Venezia, ma non solo, insomma, ci sono immagini e servizi di cultura, spettacolo e sport che vedremo nella seconda parte del nostro Focus TG, perché noi, come d'abitudine, iniziamo con la cronaca e parliamo di una notizia battuta poco fa dalle agenzie: un nuovo sopralluogo aereo sopra il ghiacciaio della Marmolada a seguito di una segnalazione da parte del gestore di un rifugio. Ebbene, i tecnici della provincia stanno effettuando delle verifiche in relazione a un nuovo distacco. Chi ha dato l'allarme ha parlato infatti di un forte rombo sulla destra orografica del massiccio e di un grande crepaccio che si è palesato. Dalle prime rilevazioni, vediamo le immagini, si stima che il crepaccio abbia una larghezza di circa 200 metri per uno spessore tra i 25 e i 35 metri. La zona è interdetta agli escursionisti, le attività di osservazione del ghiaccio proseguiranno in giornata, quindi il monitoraggio rimane costante, ma questo testimonia anche quanto precaria sia la situazione in quella zona della Marmolada. Quindi vi terremo aggiornati qualora ci fossero altri sviluppi, altri aggiornamenti nel corso della nostra edizione quotidiana di Focus TG. Adesso continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano per parlare dello sciopero. Lo sciopero degli aeroporti era preannunciato, ma i disagi sono stati comunque tanti sia per i passeggeri che per gli operatori. Vediamo. Avevamo un volo prenotato per Tirana che doveva partire alle 4:30. Non sapevamo nulla che fosse stato cancellato, arrivati qui abbiamo visto che il volo è cancellato. E avevamo anche una visita prenotata, visto che qua costicchia leggermente di più, a Tirana lo pagavo leggermente meno, un'ecografia per mia moglie che è incinta ed era un'ecografia abbastanza importante, visto che deve farla entro i 3 mesi e mezzo di gravidanza. Adesso dovremo attrezzarci per farlo in un altro modo, adesso vediamo. Verso le 10 è cancellato il volo. Cosa potevamo fare? Noi eravamo in Croazia, da lì siamo venuti qua. Cosa possiamo fare adesso? Non sapevamo niente se era cancellato. Abbiamo saputo adesso, anzi, ho visto adesso il cartello che... Quindi non l'ha chiamata nessuno, agenzia? No, avvisata nessuno. Anche noi stiamo aspettando, non sappiamo ancora cosa decidono loro. L'agenzia qua, siamo arrivati e dicono che è cancellato il volo, non sappiamo niente. Il volo più problematico sembra quello per Tirana, prima posticipato poi cancellato nell'ennesima giornata di disagi per il trasporto aereo. Sciopero preannunciato, vero, quello dei controllori di volo del personale delle compagnie low cost, ma che comunque ha colto in tanti alla sprovvista anche al Canova di Treviso. Sì che sono disagi forti, scusa, perché se noi siamo per lavoro in Croazia, torniamo qua, dove andiamo? Questa donna è diretta a Vilnius, anche lei si mette in fila davanti al punto informazioni, cassa di risonanza di lamentele e richieste di varia natura. Cancellato il volo, adesso ho perso, non so cosa dicono, li diamo. È un grosso problema. Sì, è un grosso problema, però non sappiamo, ho cancellato, però speranza che un po' di spostato tempo e vediamo. Racconta di un viaggio da incubo attraverso l'Europa questo colombiano che si trova con altri 8 familiari. Madrid, Parigi, Londra, in ogni scalo è stata una passione. Un problema muy duro porque no nos dan solución, no nos llevan a ninguna parte, no nos dicen a qué momento podemos salir y nadie nos soluciona el tema de las reservas. Alla fine del pomeriggio, tra arrivi e partenze, sono 14 voli soppressi e rinviati, centinaia le persone a terra, anche se la maggior parte a conoscenza dello sciopero è rimasta a casa o in albergo, ma l'impressione è che la lunga estate dei disagi negli aeroporti sia appena iniziata.
E tra poco vi daremo conto con tutte le immagini di un altro tragico schianto lungo la strada statale 53, la Postumia, a distanza di 4 giorni da quello in cui ha perso la vita la ventenne Chelsea Morsoletto. Ebbene, questa volta l'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino all'altezza della stazione ferroviaria di San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Nello scontro frontale tra un camion e un furgone sono morti l'autista e il passeggero del furgone. I vigili del fuoco arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi, estratto dal furgone finito nel fossato a bordo strada i corpi dei 2 occupanti. Purtroppo, nonostante i soccorsi, l'intervento del SUAM e quant'altro, non c'è stato nulla da fare per i 2 uomini di origine straniera di 28 e di 36 anni. Illeso l'autista invece del camion. Noi tra poco vi mostreremo tutte le immagini perché eravamo sul posto con i nostri giornalisti, con Francesco Rattai, ma a proposito di incidenti, anche ieri altra giornata difficile, altra giornata di paura sulle strade. Vediamo. 8 persone sono rimaste ferite in 2 incidenti verificatisi all'alba di oggi nella Marca. Alle 6:45 a Castagnole di Paese, lungo la Feltrina, si sono scontrate una Fiat Croma condotta da un 63enne di Villorba con 3 passeggeri ed una BMW alla guida della quale c'era un ragazzo di 20 anni. L'impatto è stato violento, la BMW si è capovolta, l'altra auto è finita nel fossato. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il 63enne rimasto incastrato nell'abitacolo. I carabinieri di Montebelluna e di sanitari del 118 che hanno soccorso i 4 feriti. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. 2 ore prima, alle 4:45, lungo la Pontebana a Spresiano, di fronte alla discoteca Odissea, altro frontale tra 2 auto, anche in questo caso 4 persone ferite, 3 in modo lieve. La quarta, un 45enne residente a San Polo di Piave con lesioni più serie, è stato portato all'ospedale di Treviso. Incidenti nel fine settimana non solo sulle strade del Veneto ma anche in montagna, molti appunto quelli che si sono registrati, verificati fra sabato e domenica con numerosi interventi del soccorso alpino. Vediamo. Numerosi gli interventi del soccorso alpino sulle montagne venete nel fine settimana, 2 in particolare hanno coinvolto Vicenza. Il primo, più grave, è avvenuto sulla catena del Tre Croci, lungo il sentiero numero 110, dove a 1650 metri di quota un escursionista era stato colto da malore. Il 63enne di Creazzo, dopo essere arrivato in moto al rifugio Battisti, si era incamminato con un amico per una passeggiata, quando all'improvviso si è accasciato a terra. L'amico con altre persone di passaggio avevano subito iniziato a praticare il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'equipe medica, sbarcata con un verricello. Purtroppo al medico non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo. Circa un'ora dopo la centrale del SUEM ha allertato il soccorso di Schio per un alpinista che si era fatta male scendendo lungo un canale. Partiti per scalare la via Noaro, in cerca dell'attacco 4 rocciatori erano usciti dal sentiero. Resisi conto dello sbaglio, erano tornati indietro, ma in un tratto sconnesso, interessato da una frana di sassi, la donna, 51 anni, di Vicenza, aveva messo male un piede riportando la sospetta frattura della tibia. Una squadra ha raggiunto l'infortunata, le ha stabilizzato la gamba e l'ha caricata in barella per poi trasportarla fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Sant'Orso. Notte di fuoco a Montebelluna con un incendio nell'area degli orti sociali e diversi atti vandalici in piazza. Vediamo. Rogo nella notte a Montebelluna, le fiamme si sono sviluppate tra via Visma e via Maso, interessando legnami, pannelli e scaffalature di un'azienda e un'area degli orti solidali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri di Montebelluna che ora stanno indagando sulle cause dell'incendio, che potrebbe essere di origine dolosa. Ma stanotte in azione anche i vandali, che hanno rimosso una grata in metallo dalla pavimentazione in zona Piazza 4 Novembre, lasciando scoperto un pericolosissimo buco fondo 6 metri. Al vaglio dei militari anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Spiace per quanto accaduto ed esprimo la mia solidarietà nei confronti dei proprietari dei luoghi interessati dall'incendio e ai volontari degli orti solidali, dice il sindaco Adalberto Bordin. Non posso che ringraziare i carabinieri che stanno seguendo le indagini per appurare l'origine dei roghi, i vigili del fuoco di Montebelluna ed Asolo prontamente intervenuti sul posto e la squadra della protezione civile. Sono in contatto con i carabinieri, prosegue il sindaco, per essere aggiornato sulle cause degli incendi.
incendi che al momento non sono chiare e che mi auguro potranno prontamente fare chiarezza quanto prima su ciò che è successo. La cronaca ci porta anche nel bellunese con la notizia dell'ennesima tragedia della strada. Ieri mattina, poco dopo le 6:30 a Castellavazzo, lungo la statale Alemagna, ha perso la vita un giovane motociclista di Longarone. Nicola Valmassoni, 29 anni, era in sella alla sua moto, viaggiava in direzione Cortina quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro una vettura. L'impatto è stato violentissimo e per il giovane purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto squadre dell'ANAS, carabinieri e vigili del fuoco. L'incidente ha provocato inevitabili disagi anche alla circolazione. Noi adesso ci fermiamo per il nostro primo break pubblicitario, 2 minuti, torniamo con voi perché abbiamo ancora tante notizie di cronaca, l'attualità, i nostri collegamenti e i nostri approfondimenti. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta come sempre, come ogni giorno, lo saremo fino alle 13:30. Abbiamo aperto la pagina di cronaca purtroppo con alcuni incidenti mortali, con altri incidenti fortunatamente senza vittime sulle nostre montagne. Noi adesso proseguiamo con la cronaca, ci spostiamo a Caldogno dove è stato scoperto dai carabinieri un asilo nido abusivo. Dopo una lunga indagine e molti appostamenti, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza hanno scoperto un asilo nido che sarebbe stato aperto senza le necessarie autorizzazioni da 2 coniugi di Caldogno e che ospitava fino a 40 bambini dai 3 mesi ai 3 anni con personale irregolare. Dalle indagini coordinate dal sostituto procuratore di Vicenza, Angelo Parisi, sarebbe emersa la mancanza di alcuni requisiti previsti per aprire strutture per l'infanzia, come la SCIA da depositare al Comune, l'iscrizione negli elenchi della Regione Veneto e l'assenza di qualifica di educatore da parte dei gestori. Con il pagamento di una retta mensile non inferiore a 250 euro, i bambini venivano presi in carico con orario variabile in base alle esigenze dei genitori. I militari hanno eseguito il sequestro preventivo della struttura e hanno denunciato i coniugi per esercizio abusivo di professione. Andiamo a Teolo perché ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio, per domare un incendio. Vi spieghiamo tutto nel prossimo servizio. Domenica pomeriggio alle 14:15 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Passo Fiorine in via Monte della Madonna a Teolo per un incendio alla sterpaglia che ha lambito il bosco. I pompieri si sono attivati da Abano Terme e Padova con un'autopompa, un'autobotte, un modulo antincendio boschivo e 7 operatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento circoscrivendo le fiamme di circa 400 metri quadrati relativi alla zona del picnic. Sul posto anche squadre dell'antincendio boschivo regionale per una bonifica della zona. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore. Notizia importante perché potrebbe essere svolta in giornata l'autopsia sul corpo della piccola Yakut, la bimba marocchina morta sabato dopo essere scivolata in un canale. La procura indaga i genitori per omicidio colposo. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della piccola Yakut, la bimba di 2 anni morta sabato pomeriggio dopo essere caduta in un canale nelle campagne di Stanghella. La procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta disposta all'autopsia sul corpicino della bimba che ad agosto avrebbe compiuto 3 anni. L'incarico potrebbe essere già affidato in giornata. I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi istanti di vita della bambina, sfuggita alle attenzioni dei familiari mentre stava giocando con degli amichetti. Secondo i primi accertamenti medico-legali, Yakut sarebbe morta per annegamento. Il suo corpicino è stato ritrovato riverso nell'acqua del canale che corre parallelo lungo il Gorzone a circa 200 metri dall'abitazione dove si trovavano i genitori.
La piccola con la famiglia abitava a Mestre e sabato pomeriggio era andata a trovare dei connazionali che vivono in via Canaletta a Stanghella. I bimbi stavano giocando poco lontano dai genitori. Verso le 17:30 l'allarme, nessuno vede più Yakut. Dopo 10 minuti di ricerche la famiglia allerta i carabinieri, arrivano anche i vigili del fuoco. Dopo 2 ore di ricerche le speranze svaniscono. Intorno alle 19:30 il corpicino della piccola viene visto affiorare dalle acque del canale. Abdelkaim Affan, 44 anni, il papà e la mamma Fatima Affan di 29 sono stati ascoltati dai carabinieri. La procura ha aperto un fascicolo con l'accusa di omicidio colposo. Al momento un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica di una tragedia che ha distrutto una famiglia. Cade un uomo dal ponte sul Brenta, ma i vigili del fuoco intervengono prontamente e riescono a salvargli la vita. È successo in via Padova a Vigonza. Alle 21 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Padova, in località Busa a Vigonza, sotto il ponte del fiume Brenta, per soccorrere un uomo probabilmente caduto dalla strada. A dare l'allarme un passante che ha sentito i lamenti del malcapitato e ha così avvertito subito i soccorsi. I pompieri, giunti tempestivamente da Padova, hanno prestato il primo soccorso e caricato l'uomo su una barella spinale per poi trasportarlo fino in strada. Il personale del SUAM ha preso in cura il giovane straniero che è stato stabilizzato per essere trasferito in ospedale. Sul posto si è recata subito anche la Polizia di Stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E come detto, adesso torniamo ad occuparci della notizia che vi abbiamo dato poco fa, del tragico schianto lungo la strada statale 53 Postumia, uno schianto tra un camion e un furgone che, lo ricordiamo, è costato la vita a 2 persone, 2 uomini di origine straniera di 28 e di 36 anni. Ecco le immagini. Ancora 2 morti lungo la strada Postumia 53, un'estate maledetta per questo tratto di strada che collega la provincia di Vicenza con l'Alta Padovana. Lo schianto all'alba, proprio vicino alla stazione ferroviaria di San Pietro in Gu. Le vittime sono 2 uomini di 28 e 36 anni, stranieri, viaggiavano in un furgoncino che si è scontrato contro un camion. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione sembra che la vettura con a bordo le 2 vittime stesse effettuando una manovra di sorpasso di un mezzo pesante. Nella fase di rientro, nella carreggiata, si è scontrato lateralmente con un altro camion che invece stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. L'urto ha fatto sbalzare il piccolo furgone a bordo strada. Per l'autista e il passeggero l'impatto è stato fatale. I corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, mentre i medici del 118 hanno constatato il decesso. All'origine dell'impatto forse un colpo di sonno, un malore dell'autista o l'alta velocità. La testimonianza dell'autista del mezzo pesante sarà ascoltata dai carabinieri. Il camionista trevigiano, dipendente di un'azienda di Conegliano, ha detto di aver visto il furgoncino arrivare da Vicenza e di aver cercato di rallentare per consentire di eseguire il sorpasso. 2 mesi fa, lungo la Postumia 53, sempre a San Pietro in Gu, erano morti 5 lavoratori nordafricani di rientro da una giornata sui campi. Una settimana fa, invece, a Bolzano Vicentino, lo schianto fatale che ha provocato la morte di Chelsea Morsoletto, 20enne di Grantorto. Il sindaco di San Pietro in Gu si appella alla prudenza degli automobilisti. La manutenzione stradale è stata fatta, stiamo pensando di trovare delle soluzioni che possano implementare la sicurezza, però non è semplice perché ci vuole il tempo, bisogna fare delle progettazioni e quindi principalmente dipende dalla coscienza di ciascuno di noi quando si mette alla guida, si mette al volante e deve ragionare su quello che fa. Quindi il massimo rispetto delle norme, rispetto della legge, rispetto dei limiti di velocità e di tutta la segnaletica. Adesso ci spostiamo a Vicenza, weekend di controlli interforze in città, mirati chiaramente al contrasto della microcriminalità, dello spaccio e del degrado. Vediamo. Aree segnalate per spaccio e degrado setacciate dalle forze dell'ordine nel fine settimana. L'attività di monitoraggio straordinario del territorio ha portato al controllo di un centinaio di persone e all'adozione da parte del questore di 5 decreti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari, irregolari e con precedenti, 4 avvisi orali e 6 fogli di via nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi e che non hanno alcun legame con il territorio,
Per questo sono stati diffidati a lasciarlo con obbligo di non farvi rientro per un periodo di 3 anni. I pattugliamenti sono stati mirati soprattutto alle zone segnalate dai cittadini, da Campomarzo a Via Gorizia, dai ponti della Seriola ai Giardini Salvi, e nelle ore serali inoltre è stato monitorato il centro cittadino con l'obiettivo di contrastare la presenza ingiustificata e talvolta illecita di soggetti intenti a bivaccare, a consumare alcolici, che con i loro comportamenti molesti infastidiscono i residenti e i passanti ed arrecano danno ai commercianti della zona. Malore fatale durante un'escursione in Val Zoldana per un 54enne di Mogliano che risaliva il sentiero del Monte Ponta. Franco Bozzolin era partito in compagnia al mattino quando all'improvviso ha accusato un dolore al torace, si è accasciato a terra. I compagni hanno chiamato immediatamente i soccorsi arrivati sul posto con l'elicottero di Dolomiti Emergency, ma purtroppo per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Noi adesso chiudiamo per un attimo la pagina di cronaca. Dopo tutte queste notizie apriamo adesso la questione relativa alla sanità. Parliamo dunque di Covid, ma parliamo anche di mala sanità, di problematiche legate proprio alla gestione, diciamo, dei servizi. Andiamo nell'ULSS 7 Pedemontana perché torniamo a parlare del caos al centro vaccini di Bassano del Grappa, l'ex Eurobrico. Nel prossimo servizio la nostra collega Sharon Di Carlo racconta la storia, l'odissea di Angelo, un paziente che ci racconta che cosa ha dovuto subire. Vediamo. Code interminabili, ore e ore di attesa, mancanza di personale, ma soprattutto prenotazioni che non vengono rispettate. È così che è andato in scena, questa volta al centro vaccinale ex Eurobrico, l'ennesimo episodio di caos e disorganizzazione a regia della direzione ULSS 7 Pedemontana. Erano in tantissimi gli anziani e soggetti fragili che si sono recati al centro vaccinale bassanese per la somministrazione della 4ª dose in vista dei numeri, quelli del Covid, che tornano a spaventare. Un vero e proprio incubo. È così che i tanti vaccinandi hanno commentato ai nostri microfoni l'organizzazione di questa 4ª dose, e quella che vi raccontiamo è la testimonianza di Angelo, un nostro telespettatore di 81 anni che scrive a noi di Rete Veneta per riportarci la sua terribile giornata all'ex Eurobrico. Angelo racconta di aver fatto la prenotazione e di essersi recato all'appuntamento nell'orario stabilito, puntuale alle 10 del mattino. Dopo quasi mezz'ora di coda all'ingresso, tra il caldo e la stanchezza, si è diretto verso lo sportello accoglienza per compilare i moduli e presentare la sua prenotazione. E qui sono cominciate le vere perplessità del nostro telespettatore. A prescindere dalla prenotazione già registrata, infatti, le è stato assegnato il numero 751 e così Angelo, dopo un'occhiata sul grande schermo, ha capito che avrebbe dovuto aspettare il turno di altre 133 persone prima di vaccinarsi. Più di 2 ore di attesa per Angelo, 81enne, e altri tantissimi utenti, anziani e fragili, che pagano ogni giorno lo scotto di una cattiva organizzazione da parte della direzione dell'ULSS 7 Pedemontana. Sì, perché a pagare sono loro, i cittadini, anziani, bambini, uomini e donne, che ogni giorno ci raccontano le loro storie e chiedono a gran voce un aiuto, un intervento a chi può cambiare veramente la situazione. E poi c'è lui, Angelo, che dopo aver ringraziato gli operatori sanitari chiede ai responsabili un esame di coscienza. E a proposito di Covid, diamo insieme i dati, li leggiamo velocemente da una notizia dell'ANSA. Sono 1951 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Come sempre, oramai è un'abitudine quella di specificare che i dati del lunedì risentono della difficoltà, insomma, nel weekend nel raccogliere i dati e poi inserirli nel portale. Quindi numeri in calo, ma chiaramente questo dato va preso con le pinze. 1951 il delta dei nuovi positivi, il totale dei contagi da inizio pandemia in Veneto ha superato i 2 milioni. 2 milioni e 6.642, quindi con i dati di ieri si sfora
si supera il tetto dei 2 milioni di contagiati in Veneto dall'inizio della pandemia, 7 le vittime registrate nelle ultime 24 ore che fanno salire il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia a quasi 15.000, sono 14.932. Prosegue la diminuzione del numero degli attuali positivi, 342 in meno in Veneto nelle ultime 24 ore, salgono ancora negli ospedali i ricoveri in area non critica, più 11, quindi sono complessivamente 961, restano invariate 42 le terapie intensive. Noi adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, rientriamo ancora per parlare di sanità, cronaca, attualità, di crisi di governo e tanto altro. A fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, continuiamo a parlare di salute, continuiamo a parlare di sanità e di Covid, numeri e ricoveri in crescita. Abbiamo visto prima di andare in pubblicità i dati relativi al report di Azienda Zero, insomma dati che fotografano la situazione attuale nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Ebbene, negli ospedali della Marca si è costretti a richiamare il personale dalle ferie o posticipare chi è in partenza. Vediamo. 17 luglio 2021 avevamo 7 ricoverati a Treviso e 6 a Vittorio Veneto. Oggi ne abbiamo 149. Covid, crescono i ricoveri e negli ospedali trevigiani la situazione è di forte pressione sul personale già pesantemente ridimensionato. Tra i Novax sospesi fino a fine anno e chi è a casa perché positivo, all'appello mancano 358 persone. Per non ridurre l'attività, purtroppo, e questo è un po' quello che ci sta dicendo il sindacato, stiamo ovviamente richiamando persone dalle ferie, stiamo posticipando le ferie a qualcuno. Per il mese di luglio, quindi, soprattutto in area medica, personale sanitario richiamato dalle ferie o costretto a posticiparle. Che prima di tutto dobbiamo garantire l'assistenza. Sì, potremmo ridurre i posti letto come abbiamo fatto d'estate, che abbiamo ridotto i posti letto, lo stiamo facendo dove è possibile, ma mi creda, abbiamo tantissima gente che entra in ospedale, anche non Covid, e contemporaneamente, ribadisco, abbiamo 149 positivi Covid che sono ricoverati, tra cui il 20% di questi ha anche un interessamento polmonare. Quindi è chiaro che purtroppo dobbiamo in qualche modo tener botta, lo so che è durissimo, e cercare di che passi questo momento. La speranza è che i contagi, raggiunto il picco, comincino a scendere con conseguente calo anche dei ricoveri in ospedale. Se noi dovessimo ridurre completamente, come facevamo gli altri anni, i posti letto, o gestiamo i Covid o gestiamo gli altri. Quindi siamo costretti a fare questo. Abbiamo ovviamente detto al nostro personale che siamo grati di questo e faremo in modo, con l'arrivo di quei pochi che arriveranno, una ventina, una trentina di infermieri nuovi, di poter sanare questa situazione per dare a tutti la possibilità almeno ad agosto di farsi i 15 giorni di ferie. Intanto riscuote successo la campagna vaccinale per la quarta dose, tra le 1.000 e le 1.500 iniezioni al giorno, con un boom di richieste soprattutto di sessantenni che evidentemente preferiscono fare le vacanze con maggiore tranquillità. È preferibile fare la prenotazione, ma si può accedere ai Vax Point anche senza. Da lunedì, massimo martedì, apriamo anche a Giovanni XXIII e gli altri accreditati che possono fare vaccinazioni, e contemporaneamente le persone possono andare gratuitamente a fare le vaccinazioni anche nella farmacia. Continuiamo a parlare di sanità, aumentano i casi di West Nile nel Padovano. Oggi l'autopsia sull'83enne morto a Piove di Sacco ed esami anche per un 62enne ricoverato in terapia intensiva. È in corso in queste ore l'autopsia sul corpo dell'83enne morto di encefalite dopo il ricovero all'ospedale di Piove di Sacco. L'uomo era risultato positivo al West Nile. L'esame stabilirà se le cause del decesso sono da ricollegare proprio al virus. Sempre nella giornata di oggi sono attesi gli esiti dei test per confermare se l'encefalite che ha colpito anche un 62enne ricoverato in terapia intensiva sempre a Piove di Sacco sia collegata al virus West Nile che viene veicolato dalle zanzare. In giornata inoltre è prevista una riunione tra i sindaci della Saccisica e l'USL 6 Euganea. Sono in contatto con tutti i sindaci della Saccisica, ma per il momento, nonostante
la soglia di attenzione si sia alzata, mi sento di dire che non dobbiamo cedere sicuramente al panico. È in fase di miglioramento invece il primo ricoverato positivo al virus West Nile, un 83enne curato all'ospedale di Schiavonia. L'uomo è uscito dalla terapia intensiva. Il quarto caso registrato in provincia di Padova è un donatore di sangue risultato positivo durante gli esami di routine per la donazione, ma completamente asintomatico. A questi 4 casi si aggiunge un 82enne di Teolo colpito invece da encefalite causata dal Toscana virus trasmesso dalla puntura di un papataccio. I sindaci, dopo aver messo in campo le azioni ordinarie di disinfestazione dalle zanzare già a partire dal mese di marzo, chiedono anche ai cittadini di stare attenti a tutti i ristagni di acqua nelle abitazioni. Qui c'è bisogno assolutamente dell'aiuto del privato per non vanificare anche le misure che il pubblico mette in atto. A cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo a tutti quei ristagni d'acqua che sembrano innocui. L'acqua nel sottovaso, l'acqua nel copertone, l'acqua nella bacinella, tutti quei piccoli ristagni che si possono creare nei terrazzi, nei giardini, nelle nostre abitazioni. Ecco, quelli sono allevamenti di zanzare, quindi svuotare, tenere puliti questi contenitori aiuta sicuramente ad essere efficaci, e dopodiché speriamo anche che piova, che così porta via anche quei piccoli ristagni che si sono creati, che sono praticamente impossibili da controllare ovunque. E continua l'emergenza che riguarda i medici di base in regione, nel nostro territorio, un SOS che questa volta parte dall'Alta Padovana, un territorio in grande difficoltà, e i destinatari di questa richiesta d'aiuto, di questo SOS, sono i politici della regione. Nuovo appello a Regione e Governo per risolvere il problema della carenza dei medici di base. Questa volta le voci della gente arrivano dall'Alta Padovana, un territorio tra i più segnati in Veneto dalla mancanza di medici di famiglia, come testimoniano anche le numerose segnalazioni che arrivano alla nostra redazione. Da Cittadella a San Martino di Lupari sono molti i comuni dell'Alta Padovana che necessitano di medici di base. Se pensiamo che nella regione Veneto ne mancano 103, solo nella nostra provincia c'è il 25% dei medici mancanti e nell'Alta Padovana la metà di questi. Numeri snocciolati durante un incontro pubblico organizzato dal coordinamento provinciale padovano di Fratelli d'Italia. Circa una quindicina di amministratori comunali si sono fatti portavoce di una richiesta sempre più urgente di medici di base per i loro comuni. La carenza ha pesanti ricadute sulla qualità del servizio reso alla cittadinanza. Una su tutte la vicenda del comune di Agna nel Padovano, rimasto senza medico di base per oltre un mese. I cittadini non possono e non devono rimanere senza assistenza medica. La salute è un diritto di tutti e la Regione Veneto deve ascoltare le richieste che arrivano dalla cittadinanza. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha avviato anche una raccolta firme da portare al Presidente della Conferenza Stato-Regioni, chiedendo che si faccia garante per trovare una soluzione. Noi chiediamo anche al governo di intervenire. Abbiamo lanciato 2 semplici proposte. La prima è quella di affiancare i laureandi ai medici di base, facendo il classico esempio che il malato cronico che ha bisogno di tutta una serie di incombenze burocratiche non deve gravare sull'attività del medico di base, che deve tornare a visitare i pazienti a casa, quelli che stanno male, che hanno delle patologie acute che devono essere risolte nell'immediato. Abbiamo un problema di formazione e di avere figure professionali formate da poter coinvolgere con le procedure di legge previste e soprattutto poi farle rimanere qui da noi, qui in Italia, in particolare in Veneto. La voce dei cittadini è chiara, la carenza dei medici di base va risolta, lo hanno già fatto altre regioni del nord Italia a noi vicine e il Veneto non può rimanere un passo indietro. Parliamo adesso di siccità con delle immagini spettacolari che ci arrivano dal Brenta, dall'area di Bassano del Grappa. La secca del Brenta, la grande sete del Brenta, una siccità che sta devastando l'habitat del fiume. Vediamo. Un'immensa distesa di sassi è ciò che rimane del fiume Brenta nelle immagini realizzate all'altezza del ponte della Friola a Tezze. Ciottoli e ancora ciottoli di acqua, neppure una goccia.
Ci spostiamo di pochi chilometri più a nord, a Cartigliano. Situazione sempre drammatica. Il corso d'acqua è ridotto a poco più di niente. Il grande caldo, l'assenza di piogge importanti, un Brenta così nessuno l'aveva mai visto e chi si occupa di fauna ittica combatte ogni giorno per salvare i pesci. Grazie anche all'attenzione di chi passeggia lungo il fiume, che a volte telefona, ci avverte della mortalità visiva, quindi o del pericolo di mortalità, grazie a qualche pescatore che continua a frequentare quelle zone e soprattutto il servizio di sorveglianza nostro che è continuamente attento e allerta. Sente, in quali zone in particolare? Le zone più colpite sono da Cartigliano a Tezze fino al confine della nostra concessione, poi chiaramente più sotto so che soffrono altrettanto, Carmignano eccetera. Negli ultimi tempi diversi quintali di pesce sono stati tratti in salvo e portati nella parte nord del fiume. Speriamo che tenga al nord, perché allora diventerebbe molto complicata la cosa. Siete preoccupati? Preoccupati soprattutto perché stiamo velocemente andando verso i mesi autunnali. Sono mesi che a predisposizione per la trota marmorata che si prepara alla riproduzione. Chiaramente se tu la togli dal suo sito naturale e lo porti in un altro sito laddove magari non è più da sola ma in competizione con altre, salta la riproduzione e questo è il danno maggiore che potrebbe capitare. E quindi quale può essere uno scenario possibile se la situazione non cambia? Monteberico, che piova tanto. Torna prepotente il tema degli invasi, trattenere l'acqua per renderla disponibile quando serve. Se ne parla da troppo tempo e oggi si paga il conto di scelte non fatte. E finché non si muovono la Trentino Alto Adige sopra di noi, che di autorizzazioni, finché non vengono sfruttate le cave sfruttabili, finché non riusciamo a capire quanto sia necessario trattenere quella pioggia che arriva per quando serve, non c'è via d'uscita, anzi qui sarà sempre peggio. Che io ricordo il 2015, 2013, 2007 e questa qui fosse la peggiore, ma chi ci dice che l'anno prossimo non sia ancora la peggiore? Immagini davvero suggestive, davvero straordinarie che ci ha gentilmente concesso Fulvio Bicego. Noi adesso ci prendiamo un attimo di pubblicità, altro break, ma torniamo per parlare di politica, crisi di governo e ancora cronaca. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, sono quasi le 12:45, siamo a metà del nostro giornale, noi continuiamo a parlare di siccità perché tra gli effetti della siccità c'è senza dubbio anche la diffusione delle zanzare e pensate tutta questa particolare situazione climatica ha fatto sì che i costi per la disinfestazione delle zanzare siano addirittura triplicati. Vediamo. 4.500 euro ad ogni trattamento. E quanto costa alla collettività ogni intervento di disinfestazione della città dalle zanzare, che il Comune di Treviso, come non era mai capitato prima, è costretto a riprogrammare in questi giorni. Troppe le segnalazioni dei cittadini assediati dagli insetti, ma soprattutto dalle molteplici punture fastidiose che rendono invivibili soprattutto le ore serali, specie se passate con le finestre aperte senza zanzariere. Quali sono le zone che verranno interessate da questo nuovo trattamento? Parchi, le scuole sicuramente, tutte le zone frequentate da molte persone, perché chiaramente dobbiamo prevenire il fatto che le zanzare possano dar fastidio e comunque verificheremo di luogo in luogo dove è possibile farlo. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo trattamento che, sottolineano da Casugana, non sarà certamente l'unico per questa caldissima estate, dove sono spariti i regolatori naturali delle zanzare. La siccità infatti ha di fatto ridotto la presenza di rondini e pipistrelli, ma soprattutto ha fatto sparire letteralmente le rane. E su questo fronte il Comune sta già pensando a dei provvedimenti, a partire dal riempimento della fontana del Tribunale, da sempre culla di una miriade di girini. È un problema grosso l'assenza di acqua, perché mancano le rane, che sono i competitori naturali delle zanzare, e quindi se ne vede un eccesso. Quindi state molto attenti all'ambiente cercando di salvare il salvabile. Sì, certo, è molto complesso, perché spesso si ritiene che la siccità porti a una diminuzione delle zanzare, però purtroppo agisce di più sui suoi competitor e quindi da questo punto di vista non abbiamo questo problema. Saranno previsti ulteriori trattamenti se avanti così? Purtroppo penso di sì, perché se non piove questa è l'indicazione che abbiamo.
E un comune dell'area del Padovano ha deciso di ingegnarsi con marciapiedi in materiali ecosostenibili sia per contrastare il caldo che gli allagamenti. Vediamo. Lavori di manutenzione stradale ai tempi della sfida ambientale. Dobbiamo eseguire lavori strada tenendo conto di quali sono oggi anche le urgenze di carattere ambientale. Ecco che stiamo lavorando con nuovi materiali ritrovati ultimi anche della tecnologia delle lavorazioni stradali. Usare la tecnica e la ricerca per migliorare la pavimentazione stradale, calcestruzzo drenante in via Madonna della Salute, un materiale che riduce l'effetto isola di calore. La colorazione chiara, infatti, della pavimentazione favorisce una maggior riflessione dei raggi solari, diminuendone l'assorbimento, abbattendo così sensibilmente la sensazione di calore superficiale percepita dai pedoni nei periodi molto caldi. Materiali che devono consentire da una parte la permeabilità del suolo, mantenendo però le caratteristiche di funzionalità e di resistenza che una strada deve ovviamente avere, la convivenza con gli alberi, la capacità di gestire meglio le acque piovane, trattenendo l'acqua e poi restituendola anche nell'ambiente attraverso la porosità del materiale. Questo è un nuovo quindi calcestruzzo che stiamo posando in diverse zone della città. Qui siamo a Mortise, via Madonna della Salute, la zona del tronco morto, la chiamano in questa parte del quartiere perché la strada è chiusa, una soluzione che consente quindi di camminare in sicurezza su un marciapiede nuovo, gestire al contempo la sosta importante in una zona residenziale, ma soprattutto attenzione all'ambiente. E tra poco ci collegheremo con la nostra Valentina Visentina a Padova proprio per parlare ancora di siccità, per dare anche degli ultimi aggiornamenti, ma in attesa del collegamento andiamo avanti con il nostro giornale e apriamo la pagina politica contrassegnata da lo sgomento, l'incertezza e anche i dubbi che ha creato e sta creando in tanti cittadini e non solo questa crisi di governo. Noi siamo andati in giro a Bassano del Grappa proprio per chiedere alla gente, per chiedere ai residenti come stanno vivendo questo momento di difficoltà, di cambiamento, di crisi della politica. Sentiamo. Io penso che andiamo sempre peggio. Io mi auguro che risolvano di andare al voto il più presto possibile perché noi italiani meritiamo un governo migliore. Quindi lei vorrebbe andare al voto? Io sì, sono per il voto perché è giusto che gli italiani devono votare le persone che meritano di stare al governo. Si andrà al voto secondo lei? Secondo me sì, ma spero di no comunque perché sono sempre per il dialogo e per costruire comunque qualcosa insieme. La mia impressione è che si facciano più gli affari loro che non i nostri. Visto che si fanno gli affari loro, siamo anche vicini all'elezione, stanno già pensando a quello. Che cosa ne pensate di questa crisi di governo? Oh mamma mia! È una crisi che forse non era il momento giusto perché si creasse, questo sì. Poi purtroppo sappiamo che i partiti sono abbastanza divisi, per cui vediamo cosa succede in questi giorni con Draghi. Insomma. Si andrà al voto secondo lei o si troverà un accordo? Si troverà un accordo e non si andrà al voto, come al solito. E più in basso di così non si può andare, quindi è meglio cambiare, secondo me. Sembra che la guerra in Italia, non in Ucraina, con tutto il rispetto degli ucraini, però anche qui c'è la guerra in questo momento. Non di armi, ma di altre cose. Lei vorrebbe andare al voto, quindi? Sì, subito. E come promesso andiamo a Padova, cediamo la linea a Valentina Visentin per continuare a parlare di temi legati alla siccità e a questo momento difficile per l'ambiente e per il territorio. Eccoci qua, siamo sul tronco maestro del Bacchiglione in centro storico a Padova. Lo vedete com'è la situazione, la stiamo monitorando da settimane, sempre più in secca. Di solito l'acqua arriva dove c'è quel ponticciolo, invece vedete
ormai qui si è formata una spiaggetta di fango. Prosegue l'opera del comune e della polizia provinciale per recuperare i pesci che ci sono nei canali. Qui con me c'è l'assessore Andrea Aragona. Facciamo il punto come sta andando la situazione. Come comune state sempre monitorando con il tavolo tecnico settimanale. Sì, abbiamo istituito questo tavolo che ci ha permesso di operare in questi giorni e di cercare di ridurre i danni che questa città sta facendo in città. Quindi siamo andati avanti con lo spostamento dei pesci insieme alla polizia provinciale. Abbiamo pulito un paio di settimane fa sotto Ponte dei Cavai, che è l'innesto dell'acqua che entra in centro storico, e quindi abbiamo istituito delle operazioni per come dicevo prima, limitare quanto possibile il danno. Certo che l'acqua è scesa moltissimo, e quello che ci viene detto dagli esperti è che anche se dovesse piovere avremo un po' di ossigeno, ma prima della fine dell'estate non usciremo da questa emergenza. A questo punto si sta pensando anche a delle altre iniziative per contenere l'acqua, l'uso dell'acqua, e questo va a incidere poi sulla gestione dei rifiuti. Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni? Sì, abbiamo, oltre ai problemi già citati, igienico-sanitari, ambientali, di irrigazione, abbiamo il problema dell'inceneritore, in quanto l'inceneritore si rifornisce di acqua per il raffreddamento del circuito di incenerimento. Se l'acqua dovesse scendere nelle prossime settimane, sotto livello abbiamo ancora un po' di spazio, però se la situazione dovesse peggiorare l'inceneritore dovrebbe essere spento e i rifiuti portati con una procedura di emergenza alla discarica di Sant'Urbano. Ecco, come avete sentito, questa è la situazione. Noi chiudiamo il collegamento mostrandovi ancora una volta la situazione del tronco maestro del Bacchiglione. Siamo proprio in pieno centro storico a Padova, e lo vedete piano piano in questi giorni l'acqua si sta ritirando sempre di più. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentini, grazie anche all'assessore. Noi continuiamo a parlare di politica, di crisi di governo, perché dopo aver ascoltato la voce dei cittadini, adesso ascoltiamo quella dei sindaci dell'area trevigiana, che cosa ne pensano, insomma quali sono anche gli scenari che intravedono all'orizzonte. Vediamo. Ho firmato anch'io la lettera di richiesta al Presidente Draghi di rimanere alla Presidenza del Consiglio, come hanno fatto altri miei colleghi, tra cui il Sindaco di Venezia. Questo perché in questo momento l'Italia necessita delle persone migliori che abbiamo, delle nostre risorse più importanti, e non possiamo certo perderci in litigi o in occupazioni di sedie solamente per interessi personali. Mi auguro davvero che si riesca ad arrivare a una risoluzione rapida e veloce per il bene dell'Italia e dei cittadini. E tra i firmatari della lettera appello a Draghi il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, con lui nella Marca tra gli altri anche i colleghi di Silea, San Biagio, Monastier, tutti a chiedere al Premier di rimanere e garantire stabilità. Non possiamo tollerare mesi di stallo per motivi egoistici, dice da Preganziol Paolo Galeano, anche lui tra i firmatari, ma l'iniziativa partita dal primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, è diventata presto un caso politico che la dice lunga anche sulle strategie di posizionamento dei partiti. La proposta di Nardella era stata rilanciata nella chat dei sindaci ANCI, ma l'ANCI formalmente non la sostiene. Non servono appelli, serve responsabilità da parte di tutti nei confronti dei cittadini, dice il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte, quella responsabilità che i sindaci mettono in campo quotidianamente per dare risposte concrete ai problemi della comunità. Così dunque Conte. Sulla falsariga anche il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon, pure lui come Conte della Lega. Non firmerò alcun documento come sindaco, tantomeno come presidente di provincia. Io credo che queste questioni, come ho detto all'inizio, siano questioni di natura meramente ed esclusivamente politica, ed ogni rappresentante politico sa bene qual è la strada da intraprendere per
per dare un futuro al nostro Paese. Intermedia la posizione del sindaco di Conegliano Fabio Chies, coordinatore tra l'altro di Forza Italia per la Marca, che condivide la sostanza della proposta di Nardella ma non la forma. Quello che ritengo io necessario è che siano posizioni di tutti, trasversali, che non ci siano condizionamenti politici di sorta, ma che sia proprio un appello corale che nasce dal territorio. Insomma, i sindaci di centrosinistra hanno già firmato l'appello, la Lega parla di responsabilità ma per lo più non intende sottoscriverlo, Forza Italia chiede iniziative condivise e bipartisan perché il Premier rimanga. Le posizioni locali ricalcano più o meno quelle dei partiti di riferimento nazionale, istituzioni usate come sezioni di partito, ha attaccato Giorgia Meloni nel pomeriggio riferendosi alla proposta del sindaco di Firenze, allineati gli amministratori di Fratelli d'Italia nel Trevigiano su tutti Spresiano. Io assolutamente non firmerò nessuna lettera, anche perché ritengo che il sindaco non sia rappresentante solamente della propria maggioranza, ma anche di tutti quei cittadini che legittimamente chiedono di andare al voto, per cui ritengo fuori luogo, firmare una lettera di questo tipo. Voltiamo pagina, chiudiamo con la politica, parliamo adesso dei rincari delle bollette, crisi energetica, materie prime alle stelle, insomma i prezzi delle materie prime, rincari di carburante, insomma è molta la preoccupazione del presidente dell'Ascom bassanese Paolo Lunardi. Sentiamo. Bollette dell'elettricità alle stelle, costi di materie prime lievitati in maniera impressionante, prezzi dei carburanti schizzati e per l'autunno la situazione non pare per nulla migliorare. Previsioni nere per la nostra economia, ne è convinto anche il presidente del mandamento bassanese dei commercianti Paolo Lunardi, che traccia uno spaccato davvero impressionante. È una situazione imbarazzante che non ci fa dormire. Venivamo già da una crisi, è arrivato il Covid, poi la guerra, per cui stiamo parlando di un disastro per quanto riguarderà le materie prime e l'energia in generale. Poi anche la crisi di governo, per cui di cosa stiamo parlando? Noi siamo veramente in una situazione deficitaria. Vedremo cosa succederà a settembre, perché i segnali che ci stanno mandando sono segnali non di crisi, di più, segnali che non riprenderemo, non lo so. Sarà un autunno molto difficile. Sarà un autunno molto difficile per l'economia italiana. E quando parlo di economia sto parlando delle imprese, delle piccole e medie imprese e anche dell'industria, e della forza lavoro, di tutte le famiglie. Siamo veramente in un pensiero spaventoso. Abbiamo un continuo arrivo di telefonate che chiedono cosa dobbiamo fare, perché sono schizzati i costi delle materie prime e dell'energia, per cui è la base principale per fare attività. Siamo in pensiero. Aiuti ne avete? Aiuti adesso no, è finito il Covid, aiuti adesso sì, stanno tentando di abbassare le accise, cioè pannicelli caldi, ma qui se non cambia qualcosa arriverà una mazzata spaventosa. Voglio dire, non mi metto neanche a discutere il fatto che sarà la categoria che soffre, sarà tutto il comparto dell'economia, per cui speriamo bene. E a proposito di emergenza energia, di rincaro dei costi sia delle bollette che appunto delle materie prime, insomma di questa crisi che sta coinvolgendo famiglie, aziende e amministrazioni locali, noi abbiamo chiesto ai bassanesi che tipo di inverno si aspettano. Vediamo cosa ci hanno risposto. Io ho già fatto la scorta di legna. Ci sarà un po' di sacrifici da fare, ci saranno, senz'altro, insomma, però cosa vuoi? Non abbiamo scelta, sì che ci adatteremo. È una schifezza, se dobbiamo dirlo. Basta solo protestare, cosa che non si fa. Passeremo un inverno al freddo, secondo lei? Ma no, secondo me no, però dobbiamo tutti mettere i gradi un po' più, non a 22-23 gradi, ma almeno 19-20 immagino. Ci vuole più etica?
Esatto, ci vuole più etica, come adesso con l'aria condizionata sicuramente ci vuole più etica. I negozi con l'aria condizionata e le porte spalancate mi sembrano fuori luogo. Io non c'ero, mi sembra di tornare, non so cos'era, negli anni 40, 50, che ecco, quindi sono tanti passi indietro che si stanno facendo, purtroppo. Una disperazione perché non si sa più cosa pensare, non si sa più cosa dire. Ormai siamo acciappati in una situazione che è molto difficile venirne fuori a breve. Purtroppo prevedo che andremo sicuramente a peggiorare e non certo a migliorare. Stiamo comprando legna perché qualcosa bisogna fare. Passeremo un inverno al freddo? Io spero proprio di no. Io non lo passerò al freddo, sinceramente, un po' l'età, un po' acciacchi e non posso permettermi di stare al freddo. Prendo i legni, faccio fuoco con i legni. Il riscaldamento meno lo consumo. Si cercherà comunque di stare un pochino più attenti? Sicuramente. Comunque aspettiamo cosa succede. Basti che lo rispettino tutti. Quello è il problema. Perché è un controsenso avere freddo d'estate e caldo d'inverno, cioè l'inverno è sempre stato freddo. E trovo 20 gradi, 22 gradi nei vari uffici e cose, che rispettino tutte le leggi. E bisognerà stare attenti alle spese perché non vedo aumenti possibili su buste paga o cose del genere, quindi credo che sarà un inverno da stare attenti a come si spende. E tra i rincari energetici uno dei settori maggiormente colpiti è quello del legname, del pellet e del carbone. Un bancale di legno rispetto all'anno scorso quanto veniva e quanto viene adesso? Ma l'anno scorso i prezzi erano indicativamente 150 euro, oggi siamo sui 250 euro a bancale. Invece per il pellet? Il pellet, il valore, guardando anche tranquillamente le vendite online, era dai 3 ai 5 euro, oggi viaggiamo dagli 8 ai 16 euro. Legna da 15 a 25 euro al quintale e pellet da 5 a 15 euro al sacco, che significa che con l'inverno il costo medio giornaliero per scaldarsi non sarà inferiore a 15 euro e che ogni mese bisognerà togliere almeno 400 euro dallo stipendio. Sono ad oggi, conta alla mano, gli altri rincari energetici, quelli per intenderci valutati da molte famiglie molto più convenienti rispetto a gas o gasolio. A questo punto probabilmente il prezzo per scaldarsi con il pellet sarà equiparato a quello del gas o a quello dell'energia elettrica, quindi non so quanta convenienza ci sia tra pellet e energia tradizionale. Legna e pellet cari e introvabili. Per alcuni tagli, per esempio il 25 che è quello per le cucine economiche, per le piccole stufe, prodotto introvabile, per il resto navighiamo a vista. Forse c'è anche una componente speculativa, ma di fatto c'è una problematica legata alla forestale di base che rende i prodotti meno disponibili e dall'altro una fortissima richiesta di pellet, cioè di biomassa, per cui dei tronchi che prima erano destinati al taglio adesso finiscono dentro alle macine per produrre segatura. E per chi sperava in un ritorno al passato non va meglio con il carbone. Sì, il carbone è introvabile perché comunque è un prodotto che arriva dalla Germania e la Germania non esporta più perché ha deciso di utilizzare il carbone per le proprie centrali a energia. È aumentato di circa il 50%. E nonostante sia difficile pensare al freddo in questi giorni di caldo torrido, il Consiglio degli esperti non ammette indecisioni. Bisogna provvedere prima sperando di avere tutto ciò che serve per i fabbisogni familiari. E attenzione alle offerte online, dove la truffa è dietro l'angolo. A 5 euro può esserci che ci sia ancora qualcuno che magari ha qualche scorta, ma delle offerte a 3,50 euro, 2,90 euro sono assolutamente impossibili. Adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con tanti altri servizi, tante altre notizie, a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, apriamo adesso la pagina del lavoro e dell'economia perché stando alle ultime stime quest'anno si è perso un lavoratore su 3. Nel mondo del commercio e dei pubblici esercizi, secondo la presidente Sartorato, ad esempio in provincia di Treviso mancano all'appello, pensate, 1000 lavoratori stagionali. Vediamo.
Noi dai pubblici esercizi abbiamo perso tantissime forze lavoro, 1 su 3 se n'è andata per cercare un posto di lavoro dove ci fossero maggiori garanzie economiche e di tempo libero. Ci vorranno almeno un paio d'anni per ritornare a formare nuove figure professionali e recuperare l'equilibrio nel mercato del lavoro. Per Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale di Confcommercio Treviso, la crescita occupazionale è vincolata al superamento dell'incertezza causata dal Covid e alla consapevolezza dell'importanza della formazione anche nel settore del commercio. In tutta la provincia di Treviso, Sartorato stima manchino in questa stagione almeno 1.000 lavoratori. D'estate servirebbe qualche migliaia di persone in più per avere anche ritornare ai livelli di offerta che c'erano prima della pandemia. Nei pubblici esercizi ci sono tantissimi locali che hanno riorganizzato l'orario di lavoro, per cui anziché essere aperti tutta la settimana o tutto il giorno dalla mattina alla sera, prevedono un'apertura in tarda mattinata, poi una chiusura nel pomeriggio e magari anche essere aperti, non lo so, dal giovedì alla domenica anziché tutta la settimana. Tra rincari e inflazione, ora la crisi di governo, l'instabilità pesa sui commercianti come sui consumatori. Pura follia per la categoria la caduta di Draghi e con lui del suo esecutivo, ritenuto l'antidoto migliore alla crisi per affidabilità e credibilità internazionale. Auspichiamo che possa terminare il proprio mandato con un Draghi bis, questo è fuori discussione, anche perché in questo momento dove la pandemia non è ancora sconfitta, abbiamo un autunno con molti punti interrogativi, abbiamo la guerra fuori dalle porte di casa, il caro prezzi con la possibilità di inflazione dilagante e quindi una contrazione della capacità di spesa, è evidente che ci sono già parecchie incognite, non ne servono altre. E alla vigilia del weekend che ci siamo lasciati alle spalle, Venezia faceva segnare già il tutto esaurito. Albergatori contenti, città piena di turisti, vediamo. Venezia entra in un fine settimana clou per il turismo estivo in città. Tra Cagli e Campielli, già ora, la città è presa in un pacifico assalto. Ci prepariamo a Redentore, ci prepariamo a un Redentore molto felice. Sono tornati i flussi di altri tempi, del ante 2019. Abbiamo avuto un periodo da aprile fino a sostanzialmente ad ora di grandissimo rilievo, presenze massicce, potrei dire qua vicino quasi sempre al quasi tutto esaurito, con prezzi abbastanza buoni. Certo, le imprese escono da 2 anni di crisi feroce, però devo dire la verità che le imprese in questo momento stanno cercando di rialzarsi. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, però avverte che la situazione non è in discesa, ma intanto il momento d'oro va goduto a pieno. Ora si aggiunge il problema dell'aumento dei costi, è un aumento dei costi esponenziale che tutti noi stiamo sperimentando anche come cittadini. Siamo di fronte a un'inflazione galoppante e un aumento dei costi dell'energia, del gas, che pesano fortemente sul settore alberghiero. Poi abbiamo questo grandissimo problema del non trovare personale e la cosa si spiega in più maniere, nel senso che molte persone hanno cambiato completamente tipo di lavoro durante la pandemia e hanno deciso di transitare dal mondo del turismo ad altri settori. Insomma, chi si accontenta gode. Questo il messaggio nel momento clou dell'estate. Intanto accontentiamoci, i problemi ci sono, li ho elencati tutti, però intanto sorridiamo perché vediamo che sono tornati i turisti. Certo, rimane questa incognita del Covid, rimane l'incognita dell'autunno, però intanto godiamoci questo momento. Abbiamo imparato col coronavirus ad apprezzare i momenti belli. E una novità importante per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo arriva dall'onorevole Germano Rachella. Lo spettacolo è un'opera d'arte vivente. Un paese che non investe su cultura, sapere e creatività è un paese che rinuncia al proprio futuro e alla coesione sociale. Inizia così l'intervento dell'onorevole Germano Rachella durante le dichiarazioni di voto in aula, con cui sono stati riconosciuti diritti e tutele ai lavoratori del mondo dello spettacolo, un mondo che è stato il primo a fermarsi negli anni della pandemia e l'ultimo a ripartire. Il provvedimento che oggi votiamo segna perciò una svolta tanto epocale quanto attesa.
Perché dopo 75 anni diamo dignità ai lavoratori dello spettacolo, conferendo loro le tutele di cui erano privi e ragionando finalmente in termini di welfare e non di sussidi. Per i lavoratori del mondo dello spettacolo cambieranno previdenza e assistenza. Saranno tra le altre cose riconosciute l'indennità di discontinuità e l'equo compenso coi lavoratori autonomi. Un risultato per cui l'onorevole Racchella si è speso fin da subito con una proposta di legge depositata nel 2021 che ha trovato realizzazione collegata proprio a questa nuova legge delega del governo. Mancano invece lavoratori alle terme. L'appello di Federalberghi è chiaro, servono almeno 500 persone in più. Ci sono aziende che non hanno riaperto, in montagna o al mare. Ci sono ristoranti che non sono aperti, sono rimasti chiusi. Ma anche il personale. Un mal comune che unisce le strutture alberghiere di mare, montagne e anche quelle termali. La mancanza di personale, la difficoltà a trovare dipendenti stagionali è un fenomeno che sta mettendo a dura prova il comparto termale della nostra provincia, che in questo momento in cui dovrebbe cavalcare la ripresa dei flussi turistici si trova invece in una situazione di sottorganico. Secondo le stime di Federalberghi Terme, al momento manca circa il 10% della manodopera necessaria per gestire tutte le strutture alberghiere della zona. Questo dipende in buona parte dal fatto che dopo la pandemia le persone hanno poca voglia di avere un lavoro stagionale, ma anche, dice il presidente di Federalberghi Terme, dal reddito di cittadinanza. Noi abbiamo avuto dei casi di persone che per esigenze familiari avevano contratti part-time, si sono fatti licenziare o si sono licenziati e si sono messi con il reddito di cittadinanza che comprendeva una cifra più alta del lavoro che prima avevano, magari a 3 o 4 ore giornaliere, perché avevano i figli da accudire piuttosto che altre soluzioni, anziani da assistere, eccetera. Quindi abbiamo innescato dei meccanismi perversi che hanno tolto la disponibilità di alcune persone che prima lavoravano, si sono invece ritrovate a richiedere il reddito di cittadinanza. Mancano addetti alla ristorazione e all'accoglienza e a peggiorare il tutto, dice Boaretto, c'è anche una forte concorrenza sul mercato da parte degli agriturismo. Questa corsa forsennata all'accoglienza extra, cioè appartamenti che possono accogliere le persone, che possono godere, nel caso in cui questi siano regolarmente denunciati, un trattamento fiscale di enorme favore. Agriturismo che hanno chiesto, c'è una proposta di legge anche nel Veneto di passare a 60 posti letto negli agriturismo, sono di fatto degli alberghi, ma godono di una condizione fiscale di favore e vie più che non hanno nessuna delle normative che invece gravano su chi ufficialmente ha una struttura ricettiva alberghiera. La notizia doveva rimanere riservata, segreta, ma così non è stato. La premier finlandese, astro nascente del socialismo europeo, si trova in vacanza a Farra di Soligo. Per noi è un orgoglio, dicono tutti, un appello però alla massima discrezione arriva dal sindaco del paese. Lei è in visita privata con la famiglia ed è giusto rispettare la sua privacy, noi garantiremo questo e quindi gli auguro di fare delle buone vacanze, di godersi appunto il paesaggio e il territorio e chissà che sia anche un arrivederci e magari un arrivo di ulteriori finlandesi nella nostra zona, mai dire mai nella vita. L'obiettivo è quello di garantire a Sanna Marin, la premier finlandese, al centro del dibattito internazionale anche per la richiesta del suo paese di aderire alla NATO, la miglior vacanza possibile. La prima ministra si trova a Villa Soligo per alcuni giorni di relax nel cuore delle colline UNESCO, una presenza molto discreta, la sua e quella dello staff, massimo al riservo anche da parte della direzione della struttura, garantiti ovviamente senza clamori sicurezza e ordine pubblico. C'è tutto il servizio di sicurezza che è stato predisposto e quindi tutto per ora tranquillo, così deve rimanere. Sanna Marin, o Marin, visto che non si esclude una discendenza veneta tutta da dimostrare, ha scelto Soligo dopo anni di vacanze trascorse in Sardegna, una permanenza che riempie di orgoglio gli abitanti. Una bella vetrina anche per tutta la zona e quindi siamo proprio fieri di avere ospite così, una persona così importante. Siamo contenti perché come vedi basta guardare, insomma, le nostre colline qua sono, diciamo, molto belle. Siamo nella zona dell'UNESCO, quindi siamo molto contenti. La premier finlandese mi piace sia come donna che come
diciamo, il tipo di politica che porta avanti, e non può far che bene alla zona che questi personaggi così importanti diano risalto appunto alle colline del Prosecco. Un connubio sempre più internazionale, come sottolinea lo stesso sindaco, che guarda al nord Europa. È un piacere avere un ospite illustre come la Premier qui a Soligo. Ovviamente è in visita privata e così deve rimanere. Questo è un coronamento di un lungo percorso che ci ha portato a diventare patrimonio dell'umanità, e quindi ovviamente questi luoghi bellissimi sono appetibili e quindi la gente viene a visitarli. Fa bene anche come pubblicità e tutto quanto. E sì, sono comunque buone occasioni per far conoscere il Prosecco in tutto il mondo, non che non sia già conosciuto, però a livello internazionale è sempre un valore aggiunto. E un messaggio parte dal giovane titolare del bar del centro. Se sta alloggiando qui vicino, immagino che passerà per un caffè. La inviti formalmente? Certamente. Adesso cambiamo decisamente argomento, perché abbiamo incontrato Sara Pilla, la gondoliera 22enne che sogna di vincere la corona di Miss Italia. Ha già passato la prima selezione, allora conosciamola meglio nel prossimo servizio. 3 passioni: il canto, la gondola e le sfilate, in un concentrato di semplicità e bellezza tutta veneziana. Sara Pilla, 22 anni, è gondoliera di professione, figlia d'arte, ma il suo sogno è quello di conquistare la corona di Miss Italia e ha già passato una prima selezione. Un sogno enorme, grandissimo, sarebbe di vincere appunto Miss Italia. Ovviamente sarei felicissima di arrivare in finale con il titolo di Miss Veneto, perché vorrei portare alto il nome delle donne, grazie anche alla gondola, per far vedere che possiamo fare qualsiasi cosa. E infatti Sara ha superato l'esame da gondoliera a febbraio 2021, è una delle 5 donne ad aver ottenuto la licenza a Venezia, ancora troppo poche. Sono una delle ultime 3 che siamo entrate a febbraio con l'ultimo bando e ne sono estremamente orgogliosa. Per me è veramente importante far vedere che la donna può fare qualsiasi cosa, quindi mi sento di avere anche una responsabilità grande insieme alle mie compagne. Fin da quando sono piccola vogo, perché approfittavamo per stare un po' di tempo insieme, e comunque è una passione che si trasmette ancora dal bisnonno che lavorava per le casate veneziane. Una grande soddisfazione per la famiglia e papà Fabio. Orgoglioso, sì, molto orgoglioso, grande soddisfazione. Adesso avanti e speriamo che le cose vadano per la strada giusta. Forza, sempre avanti, sempre. Mi tolgono curiosità. Allora, Sara, così bella, passa questa selezione, adesso anche gondoliera, canta, quindi una bellissima voce. Da chi ha preso questa ragazza? Guardi, sinceramente non lo so. Io qualche volta canto, ma non sono un professionista. Ci provo magari con i clienti per farli contenti, ma non mi ritengo un professionista. Ci provo, cerco di accontentare tutti quando vengono a fare un giro in gondola. E è bella come la mamma o come il papà? Questo non lo so, penso sia un mix. Diplomata al liceo Marco Polo, Sara non è fidanzata, non c'è ancora la persona giusta, dice. Del resto è impegnatissima a seguire le sue passioni, tra cui la musica, dagli strumenti al canto. Hai presente quando hai voglia di andar via, ma poi alla fine dici resto? Quando ripeti una parola così tante volte che non ha più un senso. Parliamo adesso di alpini, festa della famiglia alpina a Soligo, centinaia le presenze nel corso di questa domenica. L'obiettivo è coinvolgere sempre di più i giovani, dice il capogruppo. Diciamo che è abbastanza caldino, sì, sul caldo rovente. Cosa prevede il menù oggi? Oggi prevede lo spiedo e la verdura. Temperatura percepita? Sui 50 scarsi, possiamo esserci. Gira lo spiedo alla festa della famiglia alpina di Soligo, un modo per ritrovarsi anche tra diverse generazioni. L'obiettivo qui, nello scenario davvero incantevole dell'eremo di San Gallo, è fare in modo che la tradizione possa rinnovarsi e andare avanti. Purtroppo sì, mancano le nuove generazioni di leva, però abbiamo degli amici alpini e anche le mogli dei nostri alpini che ci danno una mano veramente forte sul nostro
sul nostro piccolo e andiamo avanti così, insomma, cerchiamo sempre di aiutarci uno con l'altro, insomma, impegnando le nostre ore di libertà, purtroppo, però questo è il sacrificio alpino. Coinvolgere i giovani non è così difficile, bisogna attirarli, farli sentire bene nell'associazione, fargli capire i valori base, fargli capire che stanno bene anche all'interno dei gruppi alpini e pian piano vedrai che crescono un giorno, secondo giorno, terzo giorno, dopo qualche anno si aggregano all'associazione. Ci vuole però tempo, passi brevi però costanti. Tra le tavolate lo spirito alpino è quello di sempre, a una settimana esatta dalla dunata triveneta di Asiago. Ogni anno vengo a questa festa da alpino. Che significato ha? Importante essere alpini. Grazie. Sono un po' commosso perché sabato e domenica ero sull'Ortigara. È stato bellissimo e specialmente su Asiago. Queste belle robe, finché esiste queste robe qua, dopo non si sa. Centinaia le presenze nel corso della giornata, compreso il sindaco Mattia Perencin, per il resto le emozioni, quelle autentiche di sempre. Parliamo adesso di opere pubbliche a Carmignano di Brenta, completata la prima parte dei lavori del parcheggio del cimitero. Concluso il primo stralcio di lavori per la sistemazione del parcheggio del cimitero di Carmignano di Brenta, un intervento che prevede anche la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale. Questo parcheggio, terminato in tempi record, rientra all'interno di un'opera complessiva che andrà a collegare la pista ciclabile Montegrappa a Camazzole con un ulteriore ciclabile che collegherà via Trento con il centro del paese, passando poi per via Spessa. Un'opera complessiva di 1.300.000 euro, di cui 300.000 finanziati dalla Regione Veneto. Per i cittadini sarà più comodo raggiungere il cimitero in sicurezza. Ora si passerà al secondo stralcio, cioè alla realizzazione della ciclabile che collegherà due direttrici per ora non connesse. Un'opera importante, un'opera strategica che va a migliorare la viabilità di questo tratto. È un'opera che abbiamo inserito nel nostro programma di mandato e abbiamo già terminato a soli 10 mesi dalle elezioni. Il parcheggio e la ciclabile saranno illuminati con lampioni a LED ad alta efficienza che quindi consumano poco e permettono di tutelare l'ambiente e di avere nel tempo un notevole risparmio economico. E adesso vi raccontiamo di una notte magica in cui arte e musica hanno illuminato il comune di Istrana. Una villa settecentesca, un mistero avvolgente e sorprendente custodito al suo interno, un'atmosfera magica cullata dalle note del Barbiere di Siviglia, indimenticabile opera di Gioacchino Rossini. E proprio come intona Figaro nella seconda scena del primo atto, verrebbe da dire: che furia, che folla! La folla, in questo caso, è la gente che non ha voluto mancare all'evento nel parco di Villa Lattes a Istrana. Una notte in cui l'arte e la musica hanno illuminato più della luna quella che è uno dei capolavori architettonici del nostro territorio. Come la vediamo oggi è caratterizzata però dall'ultimo suo proprietario, che è stato l'avvocato Bruno Lattes, e lui, lasciato la sua attività forense, si è dedicato poi a viaggiare in tutto il mondo ed era una persona, come lui si definisce, ottimista, gioviale ma anche molto spiritoso, ironico, e quindi la sua passione è stata quella di raccogliere in ogni dove automi e carillon che lui aveva piacere di far suonare la sera, addirittura li faceva partire tutti insieme. E tra la folla ammirata c'eravamo anche noi con la troupe di itinerari turistici. Di solito facevamo concerti lirici, ma questa volta abbiamo un impegno, ci siamo impegnati anche grazie al contributo comunale per questa eccezionale serata qui in Villa Lattes. Quanti figuranti questa sera per quest'opera importante? Sono circa il coro, il giardino fiorito, e poi sono 8 personaggi che sono il clou dell'opera. La caratteristica è che la facciata della villa farà da scenografia all'opera. Detto, fatto. Una promessa di magia e suggestione che il comune di Istrana, la Proloco e l'associazione Il Giardino Fiorito hanno mantenuto.
Dall'opera a Villa Lattes a Istrana, adesso parliamo di danza nel prossimo servizio. I ragazzi che partecipano a questi stage sono ragazzi che si vedono come ballerini nel loro futuro. Vediamo ragazzi veramente molto motivati e che studiano anche 8 ore al giorno, e questo è confortante. La danza è viva, continua comunque ad essere viva. Non si interrompe il legame tra Treviso e la danza internazionale negli spazi della Ghirada, le 2 settimane di stage promosse da Progetto Danza. 36esima edizione, anche quest'anno con grandi soddisfazioni. Abbiamo ragazzi che arrivano un po' da tutta Italia, qualcuno anche dall'estero, e abbiamo avuto e stiamo avendo in questa settimana degli insegnanti prestigiosi in arrivo appunto da teatri internazionali. Qui ad allenarsi anche l'11enne trevigiano Michele Caramel, da poco ammesso all'Accademia della Scala di Milano. E a me piace la danza classica soprattutto perché quando ero bambino a casa mia mamma mi diceva sempre vai a provare danza, perché spesso ballavo, facevo spettacoli insieme ai miei fratelli, e quindi sono partito da una piccola scuola e dopo sono arrivato a questo grande successo per me. In attesa dell'edizione numero 37 si sta lavorando per un altro evento ancora. Per il concorso che faremo in aprile, il 2 a 3 aprile del 2023, sempre qui in Ghirada ci sono le varie categorie in base all'età, ma sempre di classico, moderno e di contemporaneo. Cerchiamo di allestire come l'anno scorso la Ghirada come un grande teatro, come sempre. E oggi vi salutiamo in maniera speciale perché chiudiamo questa edizione di Focus TG, come promesso, con le straordinarie, emozionanti, suggestive immagini del Redentore a Venezia. Io vi do appuntamento a domani, puntuali ore 12, con un'altra edizione di Focus TG, e adesso gustiamoci le immagini.